me non sta bene. Don Carlo, resta. Pugliere vedremo quando parli. Ma può, che dice voi, cangiato? Ma se vi fa questo effetto, ma che restate a fare? Ma io Signor, che sto caffè. Meglio così che mo che vengono gli sposi si pigliano una tazzella di caffè. Oh, ma qua caffè. Chi ne può sposo, ci vuole nel zabaglione. Mettimi un zambaglione traverso. Eccellenza! Sua Santità! ma mi chiamo papà. Dico, ma quante volte te lo devo dire? Tu a me mi devi chiamare cancelliere. Ah no, che ci sta pure un fotografo! Ma che fotografo? Sono pure i cancellieri del tribunale! Come la dice? Figlio, ma cosa arrivate figli? No signor, ci sta non mi abbasci che può parlare con sua eminenza! Ma sono passato vescovo, capi? Cancelliere! Dico, e chi è? E non lo so, il nome non me l'ha voluto dire, ma è solamente che è una cosa urgente. Ah, questo sarà qualche rappresentante che mi vuole vendere qualcosa. Ma Moretti, fa noi abbiamo sempre in cercato di salire niente. Cosa che faccio? Ma presa gli dammi ci tutte cose pronte. Ecco qua, andiamo. Ah, buona, a casa, voi siete la casa. Facetemi un piacere, pigliate a Don Carlo lì e buttate a vedere con lo giardino. Permettete. Ma che è Bobo? Voi diminutivi di fotografo. Ma quando è camuffare? Ma cazzo? Un sviluppo! Ma prendete voi, non faccia qualcosa, un sviluppo! Ma te sta male? Chi è pazzo? È pazzo, mi fanno fuori! Devo dare, scusatemi, siete nuovi della casa? Che dite se sono veloce a dirci ma qua una sigaretta? Ma quello sapete che ho fatto lo ciucciarello sardagnolo? No. E poi lo racconto, ve ne sapete? Giulia, basta, non mai se ne troppo ciucciati alle sardagnole, non mi presa. Donna, ha già da pazienza. Ma quando le caffè fa? Bazzisco! Ma non è come me! Vai. Ma non è troppo bello, papà! Vai, fai entrare! Non c'è bisogno, sono entrato già! Ah, siete sbrigati, avete fatto ambresse. Io non tengo tempo da perdere! Figuratevi io. Voi siete il signor Provolone, proprio voi! Sicuro, ma accomodatevi, prego. Vi ho fregato, non ho tempo, siete ammogliato? Sì, E vostra moglie vive con voi? ma è naturale. Chiamatela! E perché? Ma vi ho pregato, chiamatela! Ho capito! Ma scusate, ma Avete suonato? io no. No, sono stato io, chiama la tua padrona, subito! E mo vediamo se non ci riesco! Ma riesco a fare che cosa? Niente, sono fatti miei! Non ho fatto. Chi me lo? Signora? Questa è vostra moglie? Sì, E non ne tenete altre? e che sono poligamo. Va bene signora, voi potete andare. Ma che state dicendo? Scusate, che siete là? Cazzo tratta? Guardate, quello si tratta di un romanzo. Vieni qua! Ma qua romanzo? Ma che se volessi vedere un romanzo a dispensa? Qui c'è delle macchine che dice poesie! Che ci ha fatto la mamma. Scusate, abbiamo pressa, diventi, ci state liberi? La signora non ha capito niente. Se crede che vende romanze. Arrivederci. Ma non sentite. Che c'è? Ma non ho capito, ma credo di andare così come se fossero tra la solità un po'. Io sono il padrone di casa e ho il diritto di sapere voi chi siete e cosa volete. È giusto. Avete ragione. Io sono Baldassarre Mitraglia di Salerno, ex capitano. Si è freddo che faccio scarfare, No, grazie, è buono. Dunque, dovete sapere che fino a qualche tempo fa io vivevo felice e contento con mia moglie. Per quasi 3 anni ho goduto di tutte le gioie del matrimonio, fino a quando 2 mesi fa malsceta e mi trovo io solo dentro il letto. È vostra moglie? Se n'era scappata. Più tardi ho saputo che il suo amante, quello che aveva preferito a me, si chiama Provolone. Come a me? Proprio come a buia. Un altro
al posto mio avrebbe fatto scandalo, fracasso. Io no. Che se sta a casa sua, Io non me la sono fatta passare manco pagata. Sono andato a Salerno, mi sono venduto quel poco che avevo e sono andato a fare la bella vita a Roma. Bravo, siete stato superiore. Tutto sarebbe andato per il meglio, guardate, se non avessi conosciuto un angelo di donna che mi ha fatto perdere la testa. Ma scusate, tanto meglio. No, perché quello una volta ha saputo la mia condizione ha detto che allora sarà mia quando mi sarò diviso legalmente da mia moglie. E per potermi dividere, io che devo fare? Avanti, ditemelo voi, che devo fare? Ma che ne so? La devo far sorprendere in flagranza con il suo amante. Ma ci riesco? Oh, se ci riesco! Figuratevi la mia soddisfazione quando potrò dire davanti al mondo: signori, ecco qua, davanti a voi c'è un vero e proprio cornuto. Ci sono le prove, avete capito o no? Sapete che soddisfazione proprio. Pensate, Ma io ho girato tutta Napoli per fare le ricerche, sono andato da tutti quelli che fanno provolone, ma niente, il provolone vero non l'ho trovato ancora, niente. E avrei andato ricchio. Ma dico io, tu ti volevi trovare un amante, no? Ma trovalo con un nome che si trova facilmente. Già. Adesso chiedo scusa, ma io me ne devo andare, tolgo il disturbo. Questa per ogni evenienza è la mia carta da visita. Arrivederci. Ma un momento. Che c'è? Ma guardate, io non sarò il provolone vero, ma non sono neanche un salame a pizza. Ho portato la sigaretta di d'argento, ma volete? Scusate, è stata una dimenticanza, sapete. Ecco qua. Sapete, io queste non le compro proprio più perché il medico mi ha proibito di fumare e di bere. Arrivederci. Arrivederci. Mamma mia, ma non lascia qui giù qua. Ma che sta? Compare mi ci sta quello che dice e poi si va fatto una capa che dice. Che volete fare? Che volete fare? Questa è una casa di pace! Ehi, a me è capitato un uomo che mi ha fatto mettere una caspita di paura! Ah, boh. Paura che? E niente, quello che all'improvviso mi ha detto: ma voi avete solo la vostra moglie o tenete pure un'altra? E che mi interessa, compa, che mi interessa? A voi come se dice a letto non tiene paura e trono. Io sono aria sporca! Aria sporca? Io sono proprio un fumanire che gli scende il ciminile in fabbrica! Ignazio Provolone. Sì. Ecco se cancelliere il tribunale Napoli. Te la manda! Sì, signore, c'ho un amante che mi ha fatto perdere la capa, l'ho conosciuto circa un mese fa, la prima volta la vidi nella Galleria delle Belle Arti, sì, è perché lei tra le tante virtù che c'è anche quella di essere una brava pittrice. Oh, è pittrice? Pittrice, forse perciò si è innamorata di me, sì, perché dice che sotto tale quale un celebre pittore, un certo Velázquez. State d'accordo? Ecco, tanto che lei è così mi chiama, oh, Velázquez! Ecco, ma qua c'è l'ombrello. Che volete, quella così si chiama. Oh, ma state d'accordo, chissà quanto mi costano queste donnine. Ah, compà, ma allora voi avete capito un'altra cosa. E che vi credete? Che quella è una cocottina qualunque? No! Quella è una donna seria, affezionatissima, è caduta solo con me, per amore. Ah, per amore. Di soldi non me ne ha mai chiesti, però ogni tanto mi vendo qualche suo quadro così per ricordo. 4-5 mila lire a volta. Salute! Compa, state d'accordo che vi andate incontro a 128 bis. Ma che c'è che su 128 bis? Questo vuoi 127? Ma quando mai? Ma quando il 127 è in trasmissibilità dell'azione! 84? Ah? 86? Ma che? 87? Ma chi? 88? Hanno fatto dopo la chiesa! Ma voi proprio di legge mi sapete quando è una grava! Ah. Nina, stanno arrivando in scusa! Stanno arrivando! Aspettate! Concetto! Lo so! Aspetta! Mi sono arrivato! Vieni! Già stanno per scale! Non c'è una piacciaglia! Tu sai, a me gli arrivi e le partenze con fazzoletto in mano mi sono antipatici! Ha ragione, compare, ha ragione! Osservaci, muoviamo sti fiori, e facciamo un tappeto di fiori per la sposa più bella! No, una sciurnata d'Irlanda!
aspettando tutto quanto a noi. Tu vuoi? Io abbiamo preparato pure la cena. Pollo rifreddo, custata, mozzarella, tutto un uovo di bene Dio, offerta dal nostro caro compare, super nutrizione assoluta. E vabbè, compare. E quando ci vuoi, ci vuoi. Ne ha cominciato a fare spiritosa, che lei devi dare suggezione. E mira mamma, fanno spiritosa, che tu guarda e non capisci che una donna si mette scuorna. A te, la tu, io da portare a mia figlia e porto in tasca, andiamo che non scastavo più l'acqua. La mia braccia, ecco. Andiamo bene, figlio, lavi ma prima la camera. Oh, ma si spirita, dai, andiamo per ma tu sei a lei? Oh, senti da mamma! Ah, sì, avevo ragione, aspettamoci. E da là, perché tu sono quasi femmine, lei. Stai buono! Ehi, come ti senti? Sì, mi sento buona. Tale e quale a come sono partita. Ma non la vedete, ma quella mossa stanca, lasciatela stare. Ne ha cominciato tuo marito tiranno come fa mio marito. Una donna, una moglie, sai perché si chiama la metà? Perché una metà resta sempre di proprietà dei genitori. E chiamano la contami qualcosa. Ma che fate a puntare? Una cucina non è il momento, la verità sta buona. E come no, che sta troppo bene. Piuttosto tu ti vengono un po' che faccia asciugato. Poi non siete una pazzia! Vedete papà, io sono l'uomo di mondo e capisci certe cose. Poi giustamente la mamma e la figliola rimane solo che parlate più e del meno. Ma scusate, ma non possono parlare dopo del più e del meno. Non pare ci sta quell'ansietà che la mamma non può aspettare, capite mamma e compagno? Tu essere una buona scherza veloce a dire, Ah, capisci? sì, dite proprio giusto. Giusto, proprio compagno. Andiamo. Ma io volevo... Sono chiuso e chiama mamma che mi arrivano. Che vi devo dire? Niente. Ma come niente? Io dico il viaggio di nozze è andato tutto bene? Sì, tutto bene. È stato bello? Sì, mamma, sì, è stato bello. Siamo partiti, siamo stati 2 giorni a Roma. C'era il Tevere, o Colosseo. E poi? Poi siamo stati a Firenze. E ho visto il campanile di Gio. Eppure di Losace. E poi? E poi l'Arno. Nenne a mamma tutto fiume me ne stai contando. E poi Venezia, la laguna. E il Porto dei Sospiri, Piazza San Marco. Via mamma, ma io voglio parlare con marito compare del più e del meno. Erdi, dici la verità, è stato il più o è stato il meno? È stato il meno. Facciamo a mamma, mio marito è Antonio Eduardo, va? Signor, come sei fatta? Bella la signorina. Scusa, Signore. Sì, signore. È bella cosa che un matrimonio. Se si spinata, ma da spezza la mazzanga. Elvira, sei chiusa la rinda. Elvira, mamma non piangere. Non ti preoccupare, la mamma accoglie tutte cose. Ma che accoglie se chi non è buona? Ma che sto? Venite qua, vi devo parlare. Ci sto cosa? Mo siente. Chi noi? Niente. Ma non è che... Ma fa qualche cosa? Mo siente. Edoardo? Dite. Ascoltatemi bene. Io ho voluto per mia figlia un uomo giovane, ma con una certa esperienza. E poi so che quando un uomo ha corso la cavallina prima del matrimonio, dopo è un buon marito, perché se no che le non ha fatto prima o farò. Vi ricordate che cosa vi dissi quando partiste? Mi raccomando, voi siete un uomo vissuto, mia figlia è una ragazza giovane, cresciuta in casa senza nessuna esperienza. Io la affido a voi, trattatela bene, ve lo ricordate? Come no? Ma perché ha fatto qualche brutalità? Ma quella brutalità è stata delicata, troppo delicata.
spiegare il perché di questo vostro strano comportamento. Se dovete confessare qualcosa, confessate. Ma che voglio confessare? Una cosa è, io modestamente sono un uomo con tutti gli attributi e le facoltà fisiche e morali. Hai sentito la sua affermazione? Ho sentito. E chiediti le prove. Aspettate, ora vi parlerò con lealtà e vi spiegherò tutte cose. Accomodatevi. Quando io vi chiesi la mano di vostra figlia, io le volevo bene come gliene voglio adesso. Ma voi mi ristava 6 mesi di tempo, voi ricordate? Giusto per far conoscere cara. Cosa che noi non potemmo fare, perché i due votasse in mano a mano e tenevo sempre a voi presente con mano carabinieri. Così potete capire come ho passato i 6 mesi di fidanzamento. Finalmente arriviamo al matrimonio. Viaggio di nozze. Arriviamo a Ferrovia e pigliamo posto in uno scompartimento a Don Giuseppe Nisciù. Solo noi. Sul principio eravamo come 2 statue di sale. E sapete, soli per la prima volta e tenevamo un po' di soggezione l'uno dell'altro. Vabbè, ma questa è una cosa che succede a tutti quanti, pure noi la prima volta, Ma poi, vedendo mia moglie così bella, così attraente, così... Vabbè, abbiamo capito, mannaggia. Insomma, non potete far meno di darle un bacio. Vabbè, ma questa pure è una cosa naturale, pure noi, Ma voi capisci? Ma adesso comincia a riscaldarsi e ce ne rettiamo no. Lei mi corrisposi, allora nato, qualche abbraccio, qualche stringimento. Una cucina, ci scordavamo che siamo in 2 treni e tutto andava a gonfia vera. Quando è bella e buona, si spalanca lo sportello e si sente una voce che dice signori biglietti! Era un controllore! Appunto, ma io non me l'aspettavo in quel momento. Insomma, ci chiedete i biglietti, ci facete buca senato. Una specie di shock. Un fatto nervoso, un trauma. Signori miei, quando restammo soli un'altra volta, io non ero qui, bloccato completamente, non pizzeghiasci. Questo può succedere a chiunque, è vero? No, a me nonostante tutto non mi succede. No, invece a me sì. Credo, ma se devono frittere un dallo, tremavo tutto quanto, volevo ritornare a casa mia. Non parevano 1000 anni che arrivavamo a Roma e finalmente arrivai. E a Roma? Tale e quale con Matildo 3. Nella camera dell'albergo arrivati al momento culminante e voi mi capite. Ma pareva di sentire sempre la voce signori biglietti, signori biglietti. Sono stati 10 giorni d'inferno. Appena mi accusava mia moglie, attivondava fritto e suonava tutto quanto. Così a Firenze, così a Venezia, a dove giù. E così stamattina abbiamo fatto i valigie. Ed eccoci qua. Andiamo, recitami pure. A dove aveva ici? A Montecassi! Cassi, non mi tocchi quando è capace che lo muovo! Non c'è, ma non la mortificare! Cazzo tante mia figlia, capite? Sì, ma vedrai che mo si aggiusta tutto quanto, quello mo stanno qua in casa nostra, che un controllore non può venire! Se vai ci sta senza biglietta! Se vai ci l'abbonamento! Eduardo, ascoltatevi bene! Io vi do 3 giorni di tempo. Se in questi 3 giorni se non vi passa la tremarella come dite voi, allora è finita. Annullamento di matrimonio. La legge in questi casi prevede la separazione legale. Sei d'accordo? Ma veramente? È d'accordo. Eduardo, 3 giorni. 3 giorni soltanto. 3 giorni e manco 1 minuto e 5. Oggi è venerdì. Non mi tiene fino a 2 minuti a mezzanotte. E contate pure oggi. Si capisce? Eduardo, o voi vi scudate un biglietto e il vino allora sarà volta. Altrimenti c'è già un altro pronto a farla felice. Nato. Sì, signore. Un certo Don Carlino, che è un bravo uomo. E mio marito ha avuto torto e non ci fa sposare. Io! Sì! In questa casa si fa solo quello che può tu. Se no si era perché faccia succedere tutto questo. Don Carlino è un bravo, serio, onesto, positivo e scrive pure il poesia. Ah, ma è quello deficiente che sei venuto già a dire. Deficiente di che? E tu Achille, non lo manco niente. Nemmeno a me, mannaggia miseria, mannaggia. E sapete che vi dico? Vostra figlia è mia legittima moglie e sono io che comando. E poi vedremo se vincete voi o vinco io. A proposito, addosso. Elvira! Aspettate, ma ti sei vestito? Ma aprite un poco, aprite un poco! Calma, tu così non scoraggi più assai, lo intimidisci! Igna, certi problemi e poi non capi solo il tempo. Si fermano tu,
No, non c'è, ora ci stanno altri problemi e quando capi solo l'uomo, si chiama tu! Signore, me ne va, non resisto, non ce la faccio più. Magari a cervello, se ma proprio scordate quell'altro. No, ero io che mi sono tenuto un po' con dispartato, capito, nascosto. Oggi parlato con tutto l'albero. Con chi? Con tutti gli alberi del giardino. Ho confidato a loro tutte le mie pene. Oggi scritto pure una poesia. State bene, andate, non mi vogliamo trattenere. Aspettate, lo passeranno un bacio. A me? Sì, a voi baci. No, la signora Cappamano. È un saluto speciale perché domani me ne parto. Oh, ma che state dicendo? Non, ma non fate sciocchezze! No, me ne parto veramente. Ma con treno, no con le ali. Vado da mio zio a Palermo, il cangiava a Cicciuarzo, il che sto pigliando una tubercolosa. Magari voi non dovete partire. E come faccio, signore? Il che sto diventando verde. Magari voi, chiaro chiaro, dovete restare. Casomai partirete fra 3 giorni. Perché è successo qualcosa? Ma mo non è successo ancora. Ma può succedere che Elvira potrebbe diventare vostra. Signor, ma voi che state dicendo? Voi mi aprite le porte del paradiso e la botola dell'inferno. Io so che il cielo sprofonda sottoterra. Oh, ma come manicomio! La terza ipotesi è la più verosimile. Tu state zitto, dai, cacci bene che dico. Magari Edward non si è dimostrato un marito come pensavamo noi, ci all'inizio. Veramente? Mi lasci immaginare che mentre stavo avvicinando a mia figlia per baciare, no? Se me la voce che dice, signori, figlioli, stanno fredda e tremesando sangue. Guardate che mascalzone, guardate. E questo aveva il diritto di dirlo prima che teneva su di festa. Io no. Io pure si sentesse, si salvi chi può. Non succedesse una cosa che... Ma non è stata una sciocchezza, un'impressione, una cosa che passa. Ma state zitta! Oh, guardi, stai venuto a scombattimento lui. Se stai venuto a baciare. Allora si trasa contro loro e dice, signori, figlioli! A quel momento Edward è stato marito soltanto per finzione. Ma non è brutto! Chiamaci di lui, se ne può scendere! No! Ma che cazzo, quelle sono cose che succedono a tutti quanti! Ma state zitti, che le so cosa si fa battuzzare a Allora se ho capito bene, questo non ha consumato ancora! Magari avete capito bene! E abbiamo quando visto dire un dispolone! Magari io sono una madre che deve difendere la felicità della propria figlia! Ci ha dato 3 giorni! Se in questi 3 giorni non succede quello che deve succedere, allora è finita! Annullamento di matrimonio! Divorzio e Elvira può essere vostra! Signor, ma ci baciare la mano una volta! Ma chiamami! Magari andate, ci rivediamo fra 3 giorni! Sì. E 3 giorni ce la rimarrà, è indispensabile! Andate! 3 giorni! 3 giorni di tempo! 3 giorni non sta passando! Secondo me tu sei pazza! E come si deve comportare una madre in questi casi? Cadaffa! Che sono responsabilità che devi stare tu, sono decisioni che devi stare assumere tu. E invece tu fai solo l'imperatore con cui hanno assettato un po' poltrona. E se non riesci a decidere la prenderemo! Compa, scusate, da se fatto da non mi fastidio. Un bacio a pazienza. E con tutto quello che è successo, è che poi non sai più a scena, a me sei chiuso sto. Capisci, con tutti gli stundus che... Anzi, ma sai che ti piace? Ma ce l'abbiamo proprio a